Buonasera da Mayra Trevisan e benvenuti a questo spazio notizie dedicato al Friuli Venezia Giulia. Apriamo con la cronaca. Sono durate tutta la notte le operazioni per spegnere un incendio scoppiato nella borgata Mulbach a Sappada, in una casa vacanze di 3 piani che per fortuna in quel momento era disabitata. Restano ancora ignote le cause che hanno innescato il rogo che ha portato alla distruzione dell'edificio. Sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Tolmezzo, Rigolato e Santo Stefano di Cadore e sul posto c'erano 2 autoscale e 3 autobotti. All'arrivo dei pompieri l'incendio si era già propagato all'intera struttura in legno, così le squadre dei vigili del fuoco non sono potute entrare all'interno dello stabile e hanno dovuto iniziare dall'esterno le operazioni di estinzione delle fiamme. La loro opera è stata fondamentale per evitare che il fuoco si propagasse alle abitazioni circostanti, completamente costruite in legno come quella distrutta dalle fiamme. Cambiamo argomento. Oltre 150 grossi imballaggi di rifiuti, chiamati Big Bag, sono stati rimossi a fine aprile dalla spiaggia di Canovella de Zoppoli ad Aurisina, sotto la strada costiera. L'operazione, che ha richiesto l'intervento di un elicottero, si è resa necessaria dopo la violenta mareggiata dello scorso novembre che, oltre a causare ingenti danni, ha lasciato un'enorme quantità di materiali spiaggiati lungo la costa triestina. Per il comune di Duino Aurisina, in particolare, la rimozione dei rifiuti si è resa notevolmente complicata a causa della particolare configurazione del terreno sotto la strada costiera, dove le spiagge e le piccole baie non sono raggiungibili con i mezzi di intervento via terra. I tecnici del comune, assieme alla ditta a cui è stata affidata l'operazione, hanno quindi valutato di intervenire con un elicottero, il cui intervento è risultato economicamente e strutturalmente più vantaggioso di un eventuale utilizzo di chiatte. Le mareggiate dello scorso inverno, dichiara il sindaco del comune di Duino Aurisina, Igor Gabrovec, hanno richiamato con forza la nostra attenzione su quanto siano preziose e al contempo fragili le nostre coste. Gli stabilimenti balneari e parte delle spiagge libere sono stati ripristinati investendo ingenti risorse da parte del comune, dagli stessi concessionari privati e dalle società nautiche. Contiamo quindi un sostegno dalla regione o dallo Stato, in quanto si tratta di un patrimonio pubblico e fruibile da tutti e quindi non si può essere lasciati soli, conclude il primo cittadino. Siamo alla cronaca. Era accusato di aver palpeggiato la nipote minorenne. Un friulano di 66 anni ha patteggiato davanti al GUP di Udine 2 anni di reclusione. La pena è stata sospesa, ma entro 1 anno dal passaggio in giudicato della sentenza l'uomo dovrà completare il percorso di recupero previsto per i condannati per i reati di violenza di genere. L'episodio risale al 30 marzo dello scorso anno. Secondo l'accusa, quel giorno l'uomo approfittò dell'assenza nell'azienda di famiglia della propria moglie e del cognato padre della ragazza, avvicinò la nipote, allora 16enne, e le mise una mano sul seno. Poco dopo dovette fermarsi perché il padre della giovane rientrò inaspettatamente in azienda. Il giorno successivo la 16enne raccontò in lacrime di essere stata oggetto delle attenzioni dello zio e la madre denunciò l'accaduto alle autorità. L'uomo ha risarcito la vittima con 5.000 euro. E un cittadino libico residente a Codroipo è stato denunciato a piede libero dai carabinieri dopo essere stato sorpreso all'interno della Coop di via Cesare Battisti. Nonostante l'orario di chiusura, l'uomo è entrato nel supermercato manomettendo una porta-finestra. Inutile la sua fuga all'arrivo dei militari che lo hanno sorpreso con 150 euro di generi alimentari caricati in un carrello. Cambiamo argomento.
momento Tiziano Sartogo è campione italiano di scherma Under 14 nella categoria giovanissimi. Il giovane schermitore di ASU, Associazione Sportiva Udinese, ha conquistato il titolo nazionale ai Play All di Riccione nella giornata di apertura del 60° Gran Premio Giovanissimi Renzo Nostini, superando i 143 partecipanti. Un podio meritato perché il risultato del lavoro sodo che ha fatto nell'ultimo anno, ma un podio il cui merito va anche allo staff tecnico che ha supportato Tiziano, ha dichiarato il presidente dell'ASU Alessandro Nutta. Tiziano Sartogo ha conquistato il titolo italiano e ha inoltre vinto il Grand Prix Kinder dopo le 2 tappe di Ancona e Rovigo. In finale, con il punteggio di 10-4, ha avuto la meglio su Gerardo Panichi dell'Accademia Schermistica Fiorentina, che ha conquistato l'argento. Voltiamo pagina, saranno i bambini protagonisti dei 2 eventi promossi dall'ARLEF, Agenzia Regionale per la Lingua Friulana, nell'ambito della Settimana della Cultura Friulana. Quella di sabato 11 maggio al mattino a Martignacco, nel pomeriggio a Reana del Roiale, sarà quindi una giornata all'insegna del divertimento del friulano che i più piccoli potranno ricordare grazie anche agli omaggi didattici che riceveranno. Per partecipare agli incontri è necessario prenotarsi entro mercoledì 8 maggio contattando lo sportello regionale per la lingua friulana. Libris, Figos e Ridadis aprirà la giornata alla Biblioteca Civica Elsa Buiese di Martignacco alle 10. In programma c'è una lettura animata de Il Librighiat, a cui seguirà un laboratorio creativo. La giornata proseguirà alle 17 alla Biblioteca Civica di Reana del Roiale con un 2, 3, 4, 5 numerus cun maman, un laboratorio ludico didattico accompagnato da Daria Miani, conduttrice della trasmissione TV per bambini Maman. È stata inaugurata presso Eppinger Caffè in via Dante a Trieste la mostra personale di Michelangela Caldarella, alias Mimì di Segnarte, Mimì illustratrice di emozioni a cura delle vie delle foto. La mostra sarà visitabile ogni giorno fino al 31 maggio al primo piano dello stabile durante l'orario di apertura dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21. La rassegna espositiva racchiude i temi che più spesso l'autrice ha esplorato nei suoi lavori: l'amore per se stessi, la condizione femminile e questioni sociali urgenti come la violenza di genere e la promozione di un amore che sia libertà piuttosto che possesso. Parliamo ora di calcio e del torneo delle nazioni di Gradisca di Sonzo. La 20ª edizione si è conclusa il 1° maggio con il trionfo dell'Austria. Nel derby d'Alpe Adria, nella finale di Gradisca, l'Austria piega ai rigori la Slovenia e si aggiudica l'edizione del ventennale. Parliamo ora di meteo, vediamo quali sono le previsioni nel weekend. Sabato 4 maggio infiltrazioni umide raggiungono il Friuli Venezia Giulia, determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvolosi, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico, sulle pianure meridionali cieli molto nuvolosi o coperti, con parziali aperture durante la seconda parte della giornata. Sulle pianure settentrionali cieli molto nuvolosi o coperti, con tendenza a schiarite dalla serata. Sulle prealpi cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani, in serata schiarite. Sulle Alpi qualche piovasco pomeridiano. Ascoltiamo quali sono le previsioni per domenica 5 maggio, giornata nuvolosa con parziali schiarite pomeridiane. Nello specifico sulle pianure meridionali nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. Sulle pianure settentrionali nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera a ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi. Sulle prealpi nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata. Sulle Alpi nubi sparse a tratti più compatte nel pomeriggio alternate a schiarite per l'intera giornata. Bene, per questa sera è tutto, grazie per averci seguito, un saluto da Mayra Trevisan, in regia Davide Nucera, buon proseguimento con i programmi di Friuli TV 24.